E nuovo materasso, ragazzi, nuovo materasso. Adesso lo lascio tutto il giorno a prendere aria e poi vediamo. Infatti non mi sono ancora appoggiata sopra perché c'è da aspettare. Questo, vedete, ha le ondine. Qua sono più piccoline, qua invece sono più profonde e vedete qua sono ravvicinate e più piccoline, qua invece sono più distanziate. Questo è un materasso italiano e è questo qua, Pharmaflex Hybrid. Questo è un dispositivo medico, è un materasso ortopedico perché io ho sempre tanto mal di schiena, Franz anche, e quindi ho deciso di comprare questo, anche perché vedevo sempre la pubblicità. Mi sono fidata, come mi ero fidata di Emma Materasso, che però è stata un po' una, diciamo, all'inizio andava bene e dopo qualche mese subito ha iniziato a sfondarsi e ciao. Qua in mezzo era perfetto, ancora adesso è perfetto, infatti qua si sta benissimo sdraiati, invece di là, cioè ai lati, ci sono i buchi proprio, quindi materasso Emma non va bene, ragazzi. Va bene per soluzioni, che so, avete una casa vacanza o può anche andare bene perché costa anche pochino. Questo qua costa parecchio di più e spero sia e sarà meglio, insomma. Comunque, oggi è domenica e c'è un bel sole, ma ci sono anche tante nuvole. Ieri abbiamo tagliato l'erba, l'ho tagliata anch'io, perché l'ho tagliata anch'io. Io ho tagliato la sponda, una parte, perché ho provato il nuovo rasaerba, tagliarco, decespugliatore, come cacchio si chiama, non so la differenza io. Va bene, ho provato quello nuovo che avevo comprato a batteria, devo dirvi che va benissimo e poi tra l'altro non puzza e non fa rumore, quindi ottimo. E era la prima volta che tagliavo l'erba. Ah, ma ve l'ho detto forse. Comunque abbiamo tagliato l'erba, ecco. E niente, adesso lascio prendere aria tutto il giorno e non so se adesso andiamo a farci un giro in montagna, non lo so. In montagna, siamo già in montagna, ma un po' più in alto. Non lo so, ragazzi. Guardate che nuvoloni che ci sono. Non è il massimo. Comunque, dai, c'è un profumo di erba tagliata. Buonissimo. Proprio buono. Vabbè. Ah, i fiori non ve li ho ancora mai fatti vedere. Sono così e sono pendenti. Dopo vi faccio vedere. Dopo vado giù. Vi faccio vedere. Dopo dopo andrò giù. Vabbè, ormai qua l'italiano. E adesso lascio la camera sottosopra fino a stasera. Tra l'altro è anche più alto del letto. Dovrebbe essere qualche centimetro più alto dell'altro, ma in realtà credo sia più o meno uguale. Boh. Avrei tanto la voglia di provarlo, ma non si può. Devo lasciare che prenda aria. Comunque mi è arrivato un pacco che dà paura, perché mi è arrivata la scatola contenente il materasso arrotolato sottovuoto. La scatola era divisa a metà, era rotta. Un disastro. E non c'era nessuna istruzione dentro, quindi si sarà persa durante il viaggio. Il pacco sarebbe dovuto arrivare venerdì, è arrivato ieri che era sabato. Cioè, una spedizione pessima, ragazzi, pessima. E Bartolini, a me Bartolini non piace come corriere, infatti se posso scegliere scelgo altro, non Bartolini. E forse doveva andare al contrario, questa scritta andava là sopra. Purtroppo c'era Bartolini e non c'era altro. Sì, devo girarlo comunque. Va bene, basta. Questo si sta definitivamente staccando sempre di più e non sta più attaccato ormai. Quindi prima o poi la notte ce lo troveremo addosso. E il quadretto questo qui l'ho attaccato qua in camera perché c'era un chiodino libero e allora l'ho messo qua. Qui, vabbè, sarebbe da sistemare sti fili. Comunque questo l'avevo preso su Shein. È carino.
Poi sta bene perché i fiorellini richiamano un po' quelli. Bene ragazzi, adesso vi saluto e vediamo cosa facciamo prima di mezzogiorno. Io sono ancora pieno, ho fatto l'aerosol anche stamattina, ma ho ancora un po' male all'orecchio, sono proprio KO. Non sono prontissima per rientrare al lavoro, ma devo rientrare, assolutamente. Ecco, questi sono i gerani finti che ho messo sui davanzali. Questi sono i fiori che ho messo in poggiolo, sempre fiori finti. Fanno una bella figura, dai. Più o meno. Carini. E tanto dopo ripasserai. Cosa devi fare? Così intanto ti voglio per il succo. Nuova avventura baita. Io sono imbacuccata qua perché ho tanta tosse oggi e questo orecchio non mi dà tregua, continua a rimanere tappato e non lo so. Ho ancora 2 giorni e mezzo di aerosol, ma mi sa che non si stapperà mai. Ormai ci ho perso le speranze, sento tutto ovattato, quel poco che sento. Comunque nuova avventura, di nuovo tra i boschi e niente, torno al punto di partenza. Ho fatto 2 passi dopo quasi 2 settimane di fermo. Sa che pomeriggio verrà a piovere, è proprio bruttino adesso, eh. Vuoi un po' di insalata? Vai! Dove l'hai messa adesso l'insalata? Pepe? Qua. Guardala qua. Questa. Prendila. È là, È là. Curiosino. Ti piace, Pippo? Insomma. Pepe, cosa hai fatto? Morci? Dove l'hai messa l'insalata? Guarda qua, pezzi di insalata in giro. Puoi anche mangiarla, Pepe, No, ma voi ditemi se è possibile essere così vestiti. Maglia, canottiera, maglia, maglia, maglia. E adesso mi metto un'altra maglia. Niente, oggi
È da un po' che non registro, non sono ancora guarita. Sono tornata a lavorare questa settimana, lo sapete, sì. Non so se ho registrato, forse no. Comunque, oggi è sabato, quindi una settimana lavorativa è andata. Non sto ancora bene, ho ancora il naso mezzo tappato, l'orecchio non ci sento bene ancora, ho ancora la tosse, tanto che di notte mi sveglio e inizio a tossire come una deficiente, ma non prendo niente, ho deciso che deve passare da sola. No, l'aerosol non è servito a niente, quindi sono un po' perplessa, non so. Sinceramente sarei dovuta rimanere ancora a casa finché... Ma io che palle, perché devo stare a casa se non ho febbre? Febbre, qualche linea ce l'ho sempre, però non la chiamano febbre in realtà, quando hai 37 qualche linea non è febbre vera e propria. La febbre sopra i 38 in realtà sarebbe, però già 37, 3, 4 li senti, almeno io. Poi dipende dalle volte, non è vero, però in genere li sento. No, comunque sì, in genere le sento quelle poche linee. Comunque continuo a non stare bene, oggi ho una miseria. Mi sembrava di avere la febbre, no, era 37,2. Giusto un po' così. Non lo so. Qualcuno ha fatto la cacca però, Mamma mia che puzza. Ok ragazzi, adesso mi prendo questo, mi prendo una lampadina, c'è la qualità bellissima di questo video, mamma mia. Ciao. Wow. Lampadina e scarpe, mi metto su anche questa, chiaramente la mia giacca maglia. No, in realtà io l'ho comprata come giacca proprio. Metto su anche questa qui e vi appoggio un secondo, sperando che il telefono non cada da lì. Madonna, è passato qualcuno con una certa velocità qua fuori. Anche questa perché c'è vento. Mi servirebbe anche una sciarpa, ma l'ho buttata a lavare, non voglio prenderne un'altra. Sarebbe stata da far fuoco in realtà, ma adesso vado a farmi la merenda e boh. Comunque anche il mal di gola non è passato ancora, ce l'ho ancora. Non quel mal di gola molto forte, ma cos'è stato? Ho sentito una cosa strana. Non ho idea di cosa sia stato a far rumore in casa. È tutto in ordine. Boh, non lo so, non lo so. Oh, Bue, ma cosa fai lì? E torna a casa. Questo gatto è una disperazione. Ti metto i croccantini fuori però. Non l'altra. Devo cambiare la ciotola perché la mosca, una mosca, non so, sì, una mosca, 2, 3, non so. Ci hanno fatto le uova sul cibo. Purtroppo o mangia tutto subito o c'è questo problema, quindi devo buttare tutto. Bue, dai, ecco, ti ho messo solo i crocchi, dopo ti do la pappa quella fresca. Vabbè, dai Bue, accontentati dei crocchi, ho messo anche i fiori. Dai, vai. Vabbè. Vorrei tanto star bene, ma anche oggi avrei voluto fare una passeggiata, ma c'è un'aria fredda. No, cioè, non so, ma è sempre così maggio in questi anni, in questi ultimi anni, Proprio è un maggio, marzo, aprile. Non è un maggio, ma so che è un po' ovunque così. È stato molto brutto, quindi questa mattina abbiamo visto un po' di sole, ma pomeriggio no, è tutto molto nuvoloso. Domani mattina spero di vedere un po' di sole, mi scaldo un po' le ossa e niente, poi hanno riprevisto brutto di nuovo, ancora pioggia.
Non ne possiamo più della pioggia, ne ha fatta davvero tanta, tanta, tanta.